rientra non tanto nelle prerogative ma nei doveri dei parlamentari di fare delle verifiche su come viene utilizzati e come vengono spesi i denari pubblici. Ora, una delle più grandi opere che sono attualmente in corso nella nostra regione sono le opere relative alla costruzione della Pedemontana Veneta. Noi da parlamentari ci siamo attivati per chiedere una copia degli atti relativi alla costruzione, relativi ai contratti di project financing per la costruzione della Pedemontana Veneta, e abbiamo avuto però una risposta negativa da parte del commissario Vernizzi. Siamo qui quindi alla Procura di Venezia per rendere notorio il fatto che ad una richiesta legittima, perché ci sono problematiche di spese di fondi pubblici, ma ci sono anche problematiche di sicurezza pubblica idrogeologica legate ai lavori e all'opera. Ci sono delle problematiche anche di tutela dei proprietari che vedono espropriati un numero considerevole di lotti di terreno. Quindi per una questione di trasparenza, per una questione di adempimento dei nostri obblighi di dovere di controllo, siamo qui per comunicare al procuratore che non abbiamo avuto la possibilità, non abbiamo avuto l'accesso agli atti, e ascolteremo dalla Procura quali strade ci consiglieranno di intraprendere. Secondo Vernizzi nessun parlamentare ha facoltà di richiedere accesso agli atti, cosa che noi evidentemente contestiamo. Sono Federico Gincao, oltre a me oggi il senatore Cappelletti, il senatore Girotto, il deputato Marco Brugnerotto e Emanuele Gozzolino, che lui è deputato alla Camera. È chiaro che noi parliamo di soldi e di un importante investimento da parte dello Stato su questa infrastruttura, va bene? Sono 244 milioni di euro nel 2002 e oggi abbiamo ancora un altro nel 13 luglio del 2013, un altro finanziamento per 370 milioni di euro. Quindi è importante l'interessamento dei deputati perché parliamo di soldi pubblici e sono veramente anche somme molto molto importanti. Noi chiediamo appunto al commissario Vernizzi che vi sia di poter capire in pratica per quale motivo alcuni documenti non ci vengono dati, e in particolare noi vorremmo avere la possibilità di accedere a una serie di documenti che per noi sono fondamentali. Tra questi vi è sicuramente una richiesta chiara, che era già nell'atto aggiuntivo della Convenzione economica del 2013, in cui vogliamo un dettaglio completo delle opere complementari che in questo momento sono temporaneamente sospese, e questo è un fatto fondamentale per noi. Vogliamo capire quali opere, perché sono sospese e se queste opere rientrano sulla cifra totale di 2 miliardi 258 milioni di euro del costo dell'opera stessa. 2 miliardi? 2 miliardi 258 milioni. Vogliamo inoltre capire un altro passaggio fondamentale, sempre nella convenzione economica firmata dal commissario Vernizzi, la polizza per la garanzia fideiussoria. Questa polizza è all'incirca un 5%, che nel vecchio dato che noi avevamo doveva essere un 5% di 1 miliardo e 300 milioni di euro. In realtà con gli ulteriori investimenti da parte dello Stato e con i finanziamenti successivi è all'incirca di 1 miliardo e 6, e sembra mancare appunto, che ancora abbiamo appunto il documento ufficiale, all'incirca 18 milioni di polizza fideiussoria. Quindi la nostra richiesta è di avere appunto questa documentazione scritta e di poter capire in quale istituto di credito sia appunto stato il deposito di questi ulteriori 18 milioni di euro. Oltre a questo, noi, visto che sono iniziati comunque tutta la parte degli espropri, noi vogliamo chiedere sempre a Vernizzi le verifiche degli elaborati per quanto riguarda appunto le planimetrie, e questo ci può essere soltanto con dei documenti che attestano le planimetrie come deve essere fatto nei confronti di questi lavori che interessano un'opera pubblica e un territorio, tra l'altro più volte rimaneggiato e cementificato, qual è appunto il Veneto. Quando 3 mesi fa c'è stata a Venezia proprio qui la marcia appunto le grandi opere, eravamo qui come semplici cittadini e da quel momento lì abbiamo iniziato a cercare di fare una massa critica, di coordinarci. Questa è una delle opere più grandi semplicemente. Sulle altre opere avete già ricevuto i documenti o no?
Per quanto riguarda il veneziano ho fatto richiesta di convenzione CAV per il passante, anche lì sono stati problemi ad averla e adesso abbiamo chiesto il progetto che è stato, hanno detto che è stato approvato il progetto della Mestre Orte, non c'è traccia di questo progetto, anche perché tramite contatto dei comitati del territorio, non solo del Veneto ma anche Emilia Romagna e Umbria che sono interessati a quest'opera nel Lazio, abbiamo richiesto di avere gli atti del progetto per capire dove passerà questa opera. Di quali opere avete già avuto i documenti? Ad esempio l'ospedale di Sant'Orso in provincia di Vicenza, anch'esso costruito in project financing, abbiamo avuto la documentazione, abbiamo fatto un esposto depositato alla Corte dei Conti e questa settimana siamo stati invitati a tornare alla Corte dei Conti per presentarlo. Evidentemente si sta aprendo una fase istruttoria. Se non riusciamo ad ottenere una copia di queste documentazioni non abbiamo altri mezzi che rivolgerci alla magistratura. Che proceda d'ufficio per omissione d'atti d'ufficio contro il commissario. Chiederete lumi anche sullo stato di avanzamento delle indagini sulla questione Baita, sulla questione Mazzacurati, per esempio farete dei flash per il procuratore da questo punto di vista? Io credo che l'occasione potrà essere sicuramente utile per fare il punto anche sulle indagini relative, sull'inchiesta relativa al Mose e tutte le inchieste relative alle grandi opere del Veneto. Avete chiesto, avete fatto interrogazioni al governo e al ministro? Sì. Ci guardate un attimino solo, grazie. Due interrogazioni parlamentari. Quando? Più di un mese fa. Senza risposta. Per ora senza risposta. Siamo qua davanti all'ufficio del procuratore della Repubblica Aventino a Venezia, dentro ci sono i nostri 5 parlamentari, per avvisare il procuratore generale della Repubblica che se Vernizzi non ci dà i documenti che ci spettano per legge, noi faremo partire un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Siamo stufi di subire, siamo stufi che i nostri diritti vengano continuamente calpestati, adesso basta, i documenti devono saltare fuori. Che risposta date al procuratore del Pino? Abbiamo fatto un incontro che sicuramente è un incontro importante e positivo. Abbiamo portato alla sua attenzione una situazione del Veneto che vede un'opera, un'infrastruttura in cui è finanziata da parte dello Stato con 600 milioni di euro, nella quale non vi è la trasparenza adeguata e l'attenzione dovuta in questo momento. Lui in questo momento ha dato una definizione importante, ha detto di proseguire con le nostre istanze e di chiaramente proseguire con quello che è un esposto alla Procura sulla situazione, e noi procederemo in tale maniera e cercheremo di portare maggiore chiarezza in questo momento su quest'opera. Non abbiamo una conoscenza diretta di quali planimetrie esatte sono in questo momento valutate anche per quanto riguarda gli espropri e oltre a questo vi sono anche delle opere complementari in questo momento sospese e non conosciamo quali sono e se verranno eseguite, se fanno parte di quei 2 miliardi e 238 milioni di euro che è il costo effettivo della Pedemontana Veneta. La mia considerazione è che quello che manca nella Pedemontana Veneta è la trasparenza. Se fosse il Movimento 5 Stelle ad avere delle responsabilità di governo della Regione Veneto o di questo Paese, i contratti di project financing sarebbero disponibili per tutti i cittadini interessati o no su internet. Invece ci troviamo in una situazione in cui anche i cittadini che hanno legittimo interesse ad avere accesso agli atti, perché hanno ad esempio degli appezzamenti di terreno sotto esproprio, o dei parlamentari della Repubblica, viene ripetutamente negato l'accesso a dei documenti fondamentali per capire come vengono utilizzati e spesi e spesso sprecati i soldi pubblici. Al momento no. È in arrivo o... io volevo parlare col collaboratore per sapere se è in arrivo, se sono qua insieme, ma c'è qualcuno